Nella giornata di ieri aveva appena compiuto 22 anni, un compleanno che avrebbe dovuto segnare un nuovo inizio, un'altra tappa di crescita e che invece si è trasformato poche ore dopo in una tragedia terribile che ha colpito nel cuore della notte la zona industriale di Maniago in via Monfalcone, all'interno dell'STM, un'azienda specializzata nello stampaggio a caldo. Era in corso il turno serale e Daniel Tafa stava lavorando vicino a una pressa. Secondo una prima ricostruzione era stato appena inserito un pezzo per un avviamento di prova quando, per causa ancora in fase di accertamento, lo stampo è esploso. Un'esplosione violenta, improvvisa, che non gli ha lasciato scampo. Una scheggia incandescente lo ha colpito alla schiena, trafiggendole. Da quel momento tutto si è fermato. Un ragazzo fantastico, molto bravo sul lavoro, molto preparato su tutto, qualsiasi cosa che gli chiedevi lui era sempre disponibile. Un ragazzo d'oro, io non so cosa dire. Dovevo fare il turno di mattina, un ragazzo veramente squisito, non ci sono parole veramente. Non lo so, ci sono delle indagini in corso e sinceramente sarà la magistratura che vede tutto quello che è successo. L'unica cosa che posso dire era un ragazzo fantastico, non ci sono ragazzi come lui. In mattinata, davanti alla villetta della famiglia Tafa, a Vajont, sono arrivate molte persone, decine di amici, colleghi di lavoro, parenti, vicini di casa, tutti stretti attorno alla famiglia, in silenzio, con il volto tirato, increduli. E da una finestra, dalla cucina, si udivano delle voci, le urla di dolore, i pianti strazianti dei familiari. A un certo punto una voce femminile, forse proprio la madre, ha iniziato a intonare un canto, una preghiera in albanese, un'invocazione che attraversava le pareti e colpiva chi era lì fuori, fermo, immobile, incapace di comprendere fino in fondo cosa stesse davvero accadendo. Tra i presenti un parente continuava a ripeterlo con voce rotta dal pianto: lasciateci nel nostro dolore, lasciateci nel nostro male. Parole più forti di qualsiasi dichiarazione, parole che chiedono rispetto, silenzio. Il turno del mattino della STM è stato sospeso sia per lutto sia per consentire l'ultimazione dei rilievi tecnici. La salma di Daniel è stata trasferita all'ospedale di Pordenone, dove si trova in queste ore. Ma oggi, oltre ai rilievi, oltre alle indagini, resta il dolore, resta l'ingiustizia, perché morire a 22 anni mentre si lavora è qualcosa che non si può accettare. È un dolore che grida, che impone una pausa, una riflessione, che chiede sicurezza, attenzione, responsabilità. Daniel avrebbe dovuto vivere, invece a poche ore dal suo compleanno il destino lo ha portato via in modo crudele, improvviso, inspiegabile. Oggi il nostro pensiero va a lui, a Daniel Tafa e alla sua famiglia, a cui ci stringiamo con profondo rispetto e con un silenzio carico di umanità.